I very much welcome today's joint committee because I think the relations between Italy and Friuli Venezia Giulia and Slovenia haven't been so good before. I actually welcome today's joint statement. We are improving our cooperation on different areas, public administration, space, even sport. We are discussing how to protect our minorities on both sides, how to ensure the seat of representative of Slovene minority also here in Friuli Venezia Giulia. So I can just really support all the efforts of both sides when it comes to transport, mobility, when it comes to open our borders. It's a joint project of the capital of Europe, both Goricas, which is symbolically very important for young generation, for education, for languages, for culture. So I think if we continue that way forward, this is the... Può garantire ai cittadini di potersi spostare da Regione Friuli Venezia Giulia in Slovenia e viceversa in un'ottica di condivisione, anche in questo caso di progettualità, di programmazione, anche per esempio di tariffario, così finalmente da rendere veramente il confine non più tale. E questo partirà la prima sperimentazione con Nova Gorizia 2025, collegamenti su Ljubljana che possono comprendere Trieste, Udine, Venezia per esempio. Penso che possa essere un passaggio importante, anche questo è un fattore non soltanto per la mobilità ma un fattore di turismo, di richiamo turistico importante.